Ben ritrovati. Tutti noi conosciamo dei giovani che si vogliono bene e hanno deciso di convivere, di abitare sotto lo stesso tetto, ma non sono sposati né in chiesa né in municipio. Sono le cosiddette coppie di fatto. Sono due persone adulte che hanno deciso di fare la scelta di una vita in comune diversa da quella tradizionale che la società ha il dovere di rispettare. In questi decenni la struttura della nostra società è mutata radicalmente e tra i cambiamenti più profondi sono le tipologie delle nuove famiglie che si vanno formando. Al giorno d'oggi spesso due giovani decidono di creare una nuova famiglia senza nessun vincolo matrimoniale e lo fanno in tutta tranquillità, in tutta serenità. E noi sappiamo che la nostra libertà di individui termina quando lede la libertà di altrui. Se due adulti decidono di fare vita in comune senza l'ufficialità di un matrimonio in chiesa o in municipio, rimane una loro libera scelta e non ne ledono i diritti di nessuno. Eppure lo Stato non riesce a regolamentare queste nuove unioni, codificandoli con diritti e con doveri. Un tempo ci aveva provato il governo Prodi con i DICO, acronimo di diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, ma è stato bocciato da un Parlamento prono ai diktat del Vaticano, contrario da sempre alle unioni fuori dal matrimonio. E così, a differenza della stragrande maggioranza degli Stati del mondo civilizzato, nel nostro Paese per una coppia di fatto non è previsto nessun diritto e nessun dovere. Ad esempio, per loro non è prevista la pensione di reversibilità al partner sopravvissuto. Non fanno parte della linea ereditaria. Al massimo, ognuno dei due può destinare al partner la quota di eredità disponibile, mentre la cosiddetta legittima spetta ai loro parenti diretti. E poi se la casa in cui abitano è di proprietà di uno solo dei due conviventi, questi può allontanare il partner o la partner senza nessun risarcimento, anche dopo decenni di vita in comune. E se uno dei due si ammala, l'altro non può assistere il proprio caro. Il caso di Walter Bonatti è esemplare. Quando Walter Bonatti era ricoverato in ospedale in gravi condizioni, la compagna del grande alpinista, l'ex attrice Rosanna Podestà, si è sentita allontanare dal letto del suo compagno, dal personale curante con parole crudeli ma giuste, legali, purtroppo legali. Non è la moglie, non può stare vicino a lui ed è stata allontanata dal letto di morte del compagno col quale ha condiviso 30 anni della sua vita. Credo che bastino questi pochi esempi per rendersi conto che la questione delle coppie di fatto deve essere regolamentata come lo è in quasi tutti i paesi civili. Ma i problemi per queste unioni di fatto diventano ancora più pesanti con la nascita dei figli. Infatti il nostro codice civile fa una distinzione chiara tra i figli legittimi e i figli naturali. Il figlio legittimo è quello che nasce in una famiglia che ha contratto il matrimonio o religioso o civile, mentre il figlio naturale è quello che viene riconosciuto come proprio dai genitori, che nasce da una coppia di giovani che abitano alla stessa casa, fanno vita in comune ma non sono sposati né in chiesa né in municipio, e i figli naturali hanno minori diritti rispetto ai figli legittimi, sono figli di serie B. Per esempio, giuridicamente non hanno parenti, non hanno né fratelli né sorelle né nonni né zii né cugini. Se dovessero mancare i loro genitori, questi figli diventano adottabili, proprio così possono essere dati in adozione. E visto che non hanno vincoli di parentela, i figli naturali non sono neppure eredi legittimi delle famiglie dei loro genitori, dei loro nonni. Dobbiamo riconoscere che tutto questo è mostruoso. È chiaro che questa legislazione medievale non tiene conto dell'evoluzione della società. Solo pochi anni fa era molto difficile per due ragazzi formassero una nuova famiglia senza il sacro vincolo del matrimonio religioso. Poi sono aumentati i matrimoni civili ed ora stanno crescendo in modo esponenziale le unioni di fatto. Tant'è che in Italia oltre un bambino su 4 nasce da genitori non sposati. Ma tra tante brutte notizie sta puntando un raggio di sole. C'è la speranza concreta che queste barbarie, così io le definisco, finiscano. La politica finalmente ha preso atto di questa situazione intollerabile e attraverso un disegno di legge dal titolo Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali sta cercando di sanare le differenze giuridiche esistenti tra i figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati fuori. E così, per dirla con le parole della relatrice di questo disegno di legge, Alessandra Gallone, con questa legge tutti i figli verranno indicati nel codice civile solo come figli, al posto della vecchia denominazione di figli illegittimi e figli naturali. Speriamo diventi presto legge dello Stato. Sarebbe un bel passo avanti che farebbe diventare il nostro Paese sicuramente più aperto e più moderno al passo con i tempi. Ci rivediamo mercoledì prossimo.